Siamo in compagnia di Sergio Bolzonello, che è venuto qui a salutare l'inizio del 18° corso di geopolitica a Pordenone. Vicepresidente in regione, assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali. Lei è continuamente impegnato qui nel territorio per l'economia, la crisi anche economica, il turismo, l'agricoltura a livello territoriale, ma problematiche che si riferiscono anche a livello globale. Ecco perché qui appunto il corso di geopolitica. Nel nostro territorio, per quanto riguarda alcuni dei punti, dei settori in cui lei si è visto impegnato adesso nel suo nuovo ruolo, uno è appunto l'economia e quindi la crisi. Abbiamo qui a Pordenone l'Electrolux e quindi le problematiche di competitività territoriale, ma anche la Danieli di Butrio. Quali prospettive per il Friuli? Beh, io innanzitutto devo ringraziare Istoria, devo ringraziare il professor Cevolin, tutto il suo staff, i suoi collaboratori, perché l'ho detto molte volte, Istoria con questo corso di geopolitica offre degli straordinari spunti di riflessione e di discussione per questo territorio, per il territorio della destra tagliamento da un lato, ma di fatto lo sguardo è molto lungo e quindi è riflessioni che servono al territorio regionale, ma che servono anche all'intero paese. Lo dico senza tema di essere smentito, e per la qualità degli argomenti che vengono trattati e per la qualità degli ospiti relatori che sono di primissimo piano internazionale. Questa premessa mi serve per dire che l'approccio del corso di geopolitica, che è un approccio scientifico e molto rigoroso, fa sì che anche io debba affrontare l'argomento che adesso mi è stato sottoposto in modo rigoroso e serio, quindi non solo come una serie di declinazioni di spot politico-elettorali. E quindi possiamo dire che la nostra regione è una regione che in questo momento ha una serie di difficoltà estreme per quanto riguarda la parte economica nel suo complesso. Dei tre settori che citiamo sempre, cioè il manifatturiero, il turismo e il comparto agricolo, abbiamo sicuramente dei segni meno per quanto riguarda il manifatturiero e il turismo, e ci sono dei segni contrastanti per quanto riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare. Per quanto riguarda nello specifico, e venendo alla sua domanda, noi abbiamo un territorio regionale che vede una presenza manifatturiera molto forte sul Pordenonese e sull'Udinese. Abbiamo un territorio un po' meno manifatturiero, anzi molto manifatturiero nel Goriziano, e nel Triestino abbiamo dei comparti e dei distretti importantissimi, tipo il distretto navale, quindi penso a Fincantieri, oppure a Trieste cluster come quello del caffè e come quello dei motori con Barsila, che danno in questo momento delle soddisfazioni all'economia del Friuli Venezia Giulia. In particolare in questo momento sta soffrendo molto il territorio pordenonese. Sono andati in crisi due grandi e macro settori, quello del mobile e quindi dell'industria quasi storica per il nostro territorio negli ultimi 30-40 anni, e in un momento di grande sofferenza anche il comparto del bianco, quindi sicuramente Electrolux e tutto l'indotto, e mostra anche una crisi forse ancora più pronunciata, quello della ceramica. Pensiamo all'Idea Standard e a tutto quello che ruota attorno. Nel contempo abbiamo però anche in questo territorio pordenonese degli esempi interessanti, perché la parte della meccanica di precisione, la parte di subfornitura, eccetera, aziende che riescono a stare sul mercato e che stanno
reagendo in maniera importante ai momenti di crisi, e quindi riescono a tenere bene il mercato, soprattutto per la parte dell'export, che è quella che realmente un'impresa oggi, se non ha una grossa percentuale sull'export, difficilmente riesce a tenere. Faccio una domanda, visto che stava parlando anche di esempi positivi, la Daniele appunto di Butrio, quali stimoli può dare quali esempi può dare per il Friuli e per appunto un aiuto, delle strategie sulla quale poter costruire qualcosa per il Friuli? La Danieli sta facendo un ragionamento molto molto significativo per quanto riguarda la parte del manifatturiero. È un'impresa che ha investito molto, che riesce a mantenere il cuore in Friuli, anche un'occupazione assolutamente significativa. Giusto per dare un numero, su circa 10.000 addetti del gruppo, 4.000 sono in Italia, quindi un numero veramente significativo, e continua a creare saperi in quel territorio, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quello che un po' è stato per tanti anni Electrolux per noi, quindi la capacità di creare saperi. Quindi ci possono essere delle strategie per uscire dalla crisi? Le strategie sono in atto in questo momento, naturalmente per quanto riguarda la parte regionale, quindi per quanto riguarda l'assessorato nostro, abbiamo già fatto un grosso intervento per quanto riguarda l'immissione di circa 180 milioni di euro sul mondo produttivo, di cui 80 vanno sul credito, perché è evidente che in questo momento il credito è quello che ci preoccupa e non poco. E poi ci sono tutta una serie di interventi che stiamo preparando. C'è un piano di sviluppo industriale di questa regione che arriverà in aula a maggio di quest'anno, che andrà a riscrivere le visioni per quanto riguarda i consorzi industriali, i distretti industriali e tutte le varie filiere di settore. Andremo su questo a fare dei ragionamenti un po' più compiuti, andremo anche ad investire su settori innovativi. Senta, parliamo del turismo, che è un settore così vasto che quantificarlo da un punto di vista economico non è facile. Come può essere rilanciato in Friuli? Intanto dobbiamo cominciare a parlare non più di turismo ma di turismi, cioè nel senso che oramai il turismo in senso tradizionale praticamente non esiste più. Sappiamo benissimo che il turismo oggi significa emozione, quindi o tu riesci a portare in un luogo una persona perché realmente prova la voglia di andare in quel luogo e quindi è in cerca di un'emozione, e se è così tu non puoi più promuovere solo una singola località, ma devi promuovere quella località all'interno di un contesto più ampio. Noi abbiamo una regione molto piccola, una regione che quindi si presta ad essere promossa nel suo insieme, dalle montagne al mare, la città d'arte, la capacità quindi di avere anche un turismo da un lato di massa, da un lato di nicchia, la parte del turismo lento, la parte dell'enogastronomia, la capacità quindi di promuovere tutta quella che è l'eccellenza dei prodotti del Friuli Venezia Giulia. Messo tutto assieme, penso che questa sia l'unica strada per promuovere un turismo realmente sostenibile, realmente capace di portare persone in Friuli Venezia Giulia. Certo, un altro comparto invece è l'agricoltura in Friuli Venezia Giulia, che significa anche appunto enogastronomia, significa vino, significa anche dissesto idrogeologico. Significa molte cose e soprattutto significa anche trasformazione. Quello che noi abbiamo per molto tempo tralasciato, nel senso che una volta prodotto bisogna anche poi trasformare e poi commercializzare. Abbiamo un'agricoltura che è un'agricoltura ancora troppo legata al mais, troppo legata a colture singole. Abbiamo invece un territorio capace di avere una diversità e una capacità quindi di dare dei prodotti
prodotti straordinari, dobbiamo far sì che questi prodotti diventino prodotti come dire, che anche la quantità aumenti, che ci sia poi tutta l'industria di trasformazione e poi la commercializzazione. Su questo ad esempio la parte vitivinicola è sicuramente all'avanguardia, perché abbiamo la punta di diamante che è il nostro Collio, sicuramente per qualità, per conoscenza eccetera, ma nel contempo è cresciuto moltissimo tutto il mondo vitivinicolo e ad esempio una cosa che pochissimi sanno, il luogo dove anche perché i luoghi comuni sono quelli appunto del Collio, la provincia dove si produce più vino in Friuli Venezia Giulia è la provincia pordenonese, e quindi anche qui la qualità sta aumentando, ci sono sicuramente grandi investimenti. Io penso che il vitivinicolo sia una delle più belle cartine di tornasole, quelle che veramente ci permettono di dire che il Friuli Venezia Giulia è attrattivo, e quindi sul vitivinicolo faremo ancora grandi investimenti. Io la ringrazio per il suo intervento, ma anche per la stima che ci ha dimostrato noi di storia e per il sostegno che ci ha sempre dato. Insomma, grazie. Grazie a voi.